And here we are, my friend Nick, siamo qui col mio amico Nick, eccoci qua, direttamente dalla Francia, da Cannes, dove mi dice che ci sono delle belle onde, ma... Il y a un peu de vague. Perché in francese? Ancora meno di qui comunque, vero? Sì, molto meno. E che dire, sono qui con la mia nuova Signature Model, Pro Model di Shibui, una 5.5 volumata, ho aumentato 2 litri rispetto alla mia Lost Bottom Feeder che era una 5.6 per 31 litri e mezzo, sono andato a quasi 34 litri, diciamo 33 litri e mezzo circa, tavola scepata da Steve Darch e abbiamo accorciato 5.5, è la mia primissima Signature Model, quindi sono molto emozionato. Thanks Shibui. E Nick dice che già è contento. Troppo contento. Quando vengo in Italia una settimana a fare onde. La condizione non è che sembri top, ci accontentiamo, vediamo come lavora la tavola in queste condizioni, poi probabile che il test vero e proprio sarà più domani o oggi pomeriggio, eventualmente a Rock Island, in base anche a come cala, come va. E abbiamo fatto il test della tavola, ci siamo divertiti molto. Più tardi surfiamo a Rock Island. Ciao ragazzi, come avete visto prima ho testato la mia nuova tavola, la Shibui Okinawa, su queste piccole onde di uno dei nostri spot, il Rimedio, e successivamente le vedrete a Rock Island. Che cos'è Shibui Okinawa? È la mia Signature Model, Pro Model, in pratica, per fare un paragone molto più grande, ma da cui ovviamente sono lontano, è come dire la scarpa di Cristiano Ronaldo, la racchetta di Federer o di Nadal. Ovviamente io sono a tutt'altro livello, però ho fatto per far capire l'esempio. Nel surf è un po' diverso perché ci sono tanti team e quando uno entra in un team, come me in questo caso nel team Shibui, che è un team inglese con una look, una grafica, uno stile giapponese, quindi comunque in questo caso quando entri in un team gli atleti di punta del team hanno le tavole. Io sono l'atleta fra virgolette di punta sulle onde piccole, nonostante sono grande e grosso, 1,90 m per 90 kg, che poi a volte sono 95, a volte 85, dipende dal momento, massa, definizione eccetera. Però insomma sono grande e grosso, ma sono un esperto di onde piccole. Perché? Perché a Rimini ci sono quasi sempre onde piccole e di conseguenza ho sviluppato molto più piede sulle onde piccole che sulle onde grandi. Questo è un modello nato principalmente per surfare onde piccole, l'ho studiato insieme allo shaper che si chiama Steve Darch. Abbiamo studiato questo modello per surfare onde piccole come quelle dell'Adriatico. Infatti in questo video vedrete tante volte delle ondine molto piccole, nella prima parte ancora peggio, nella seconda leggermente meglio, qualche manovra abbozzata, più che altro per far vedere che questa tavola funziona anche su queste ondine così piccole, diventa divertente lo stesso. Le manovre perché dico abbozzate? Perché sulle onde piccole chiaramente, in questo caso poi che non spingevano neanche, non si prende velocità e di conseguenza la maggior parte delle manovre partono ma non vengono chiuse. Qualche manovra l'ho chiusa ma poche cose, però è per far capire quanto questa tavola sia divertente anche sulle onde piccole. Farò poi un successivo test sulle onde più grandi.
Sono diventato team rider di Shibui dall'anno scorso e quindi ringrazio Shibui per la tavola. Mi hanno dato anche le pinne, oltretutto, visto che hanno aperto lo store in Inghilterra dove hanno anche la FCS. La grafica è stata sviluppata da un artista sulla base di un mio bozzetto, si chiama Okinawa perché, per rimanere in tema Giappone, Okinawa è un'isola del Giappone dove solitamente ci sono swell estive con onde abbastanza piccole. Guardiamoci la seconda parte. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love, true to love. Finish this little session. Waves get too small and I'm going home.